non voglio ritornare un po' indietro nel tempo, però voglio ricordare a tutta la città di Agrigento che nel 2012 l'ingegnere Giacobazzi aveva redatto il piano regolatore. Piano regolatore che da allora. Quando nel 2015 arrivammo all'amministrazione comunale di Agrigento avevamo le carte relative al piano regolatore generale, in realtà erano le cosiddette famigerate prescrizioni esecutive che erano state sequestrate qualche mese prima dalla Procura della Repubblica di Agrigento, quindi ci trovavamo fermi con l'iter la città ferma con l'iter di revisione del piano regolatore generale e ci siamo trovati, giunta nel 2016, con una diffida da parte della Regione Siciliana che ci intimava di dare corso alla revisione del piano regolatore generale. Abbiamo avviato in ottemperanza a queste condizioni ambientali l'iter di avvio di revisione del piano regolatore generale secondo una formula che fosse contemporanea, innovativa, che era quella dell'ascolto della città, perché un piano regolatore generale, oggi PUG, che è destinato a durare per qualche decennio, inevitabilmente non può essere figlio solamente di un consiglio comunale, perché i consigli comunali passano, non può essere figlio di una giunta, perché le giunte passano, e non poteva essere figlio di un sindaco, perché anche i sindaci passano. Quindi doveva nascere dall'ascolto della città, e quindi le sue dinamiche, cosa che è stata avviata ottimamente dall'allora assessore all'urbanistica di Savirone con un coinvolgimento generale della Giunta. Si è partiti con l'ascolto della città, tutti gli ordini professionali sono stati ascoltati, come si dice, i stakeholder, i portatori di interesse, l'Università di Agrigento, le organizzazioni sindacali, sono state celebrate tante riunioni, alcune all'interno dell'Urban Center, alcune nella biblioteca comunale La Rocca di Agrigento, dove grande partecipazione anche di stampa e i contributi di ciascuno sono stati verbalizzati. Alla fine le direttive al nuovo piano regolatore generale, ripeto oggi PUG, sono nate da che cosa? Da contributi formali firmati dagli ordini professionali e quindi dal responsabile provinciale per conto di ciascun ordine, dall'Università di Palermo con il suo consorzio di Agrigento, da tutte le organizzazioni che erano portatrici di interesse. Ecco, quelle direttive al piano regolatore che cosa prevedevano? Consumo di suolo zero, perché Agrigento ha tanto consumo di suolo e ne ha consumato tanto. Prevedevano anche un ordinato sviluppo della fascia costiera, prevedevano ancora una volta una razionalità nell'utilizzo del territorio in una logica innovativa. Tutti questi contributi sono stati votati in Consiglio Comunale e adesso quelle direttive hanno avuto la conclamazione di un Consiglio Comunale. Cosa sta accadendo oggi ai giorni nostri? Sta accadendo quello che accade nel bel film di Ficarra e Picone, L'ora legale. Cioè si ritorna al passato e accade in queste ore che viene dato un incarico a un tecnico per il quale intanto abbiamo chiesto così incidentalmente come sia stato determinato l'importo, se ci sia stata una negoziazione, se si sia fatto riferimento ad una piattaforma telematica, ma la cosa più importante al di là di questo è capire che cosa deve fare questo tecnico, perché in atti nulla risulta. Nella realtà, ascoltando una risposta diciamo molto confusa da parte del sindaco, perché probabilmente gli hanno raccontato alcune cose, ne ha compreso una parte e le ha rielaborate confondendo completamente il quadro. Tra le righe comprendiamo che costituisce questo un incarico per la revisione del piano regolatore generale, lui dice per il nuovo piano regolatore, in realtà non ci sarà nessun piano regolatore. In atti non si rinviene quale ruolo avrà questo tecnico, cioè si muoverà seguendo quelle direttive del Consiglio Comunale? No, pare che il sindaco lo smentisce assolutamente e quindi in atti non si sa chi darà le indicazioni a questo tecnico, per cui si è passati da una fase in cui era la città che dava le direttive ad una fase in cui non è la città che dà le direttive,
non è il Consiglio Comunale e in atti non è né la Giunta e né il Sindaco, perché il Sindaco, come abbiamo visto in questa intervista di Cantella, nulla sa dire di questi indirizzi né sa rispondere, salvo raccontare che nel 2012 si era prevista la revisione della legge regionale che invece è data dell'anno scorso. Ecco, tanta confusione, ed è bene che queste diciamo, riflessioni, che non nascono dalla necessità assolutamente di fare contrappunto al sindaco, che ha obiettivamente tanta confusione nella testa, e lo dimostra questa intervista, che un po' diciamo confonde le acque, un po' il balbettante, e comunque racconta di un'idea di città che non c'è, e soprattutto gli hanno raccontato alcune cose, ma di fatto ne riporta diciamo, una parte di quelle che gli hanno raccontato. In realtà io credo che il disegno sia chiaro. Non il sindaco, non la giunta, non il consiglio comunale, ma da qualche altra parte si sta scrivendo la nuova pianificazione urbanistica della città, e lo si sta facendo senza che nulla neppure risulti in atti. Cioè quelle che furono sequestrate allora prescrizioni esecutive, qualcosa di simile sta riaccadendo nella nostra città.